Buongiorno, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Incidente stradale a Trapani ed esattamente a lungomare Dante Alighieri. Secondo i primi accertamenti, una Yaris e una Panda si sarebbero scontrate all'altezza dell'incrocio con via Nino Bixio. Nello specifico, uno dei due mezzi incidentati si sarebbe ribaltato e l'altro sarebbe rimasto fermo al centro della carreggiata. Il bilancio è di 3 feriti trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate. Un carabiniere in servizio a Pesaro ma in vacanza a Trapani ha salvato letteralmente la vita a un minorenne che aveva appena avuto un incidente. Riverso sull'asfalto dopo un volo dalla sella dello scooter, il quindicenne rischiava di soffocare. Ricoverato con prognosi riservata all'ospedale Sant'Antonio Abate, è stato poi dimesso. Tornato a casa ha voluto ringraziare il suo angelo custode. E ci spostiamo a Palermo, dove una donna avrebbe dato in affitto il proprio bimbo di 18 mesi a un'altra donna, conosciuta in una comunità per tossicodipendenti a cui era stata tolta la potestà genitoriale, ricevendo in cambio 100 euro al mese. Le forze dell'ordine, dopo un'indagine effettuata sul caso, hanno affidato il piccolo ai servizi sociali del comune. I sospetti sono emersi a seguito del ricovero all'ospedale Bucchieri La Ferla della prima figlia della donna. I giudici della Corte dei Conti hanno condannato il carabiniere Giuseppe Bellebuono, in servizio alla sezione amministrativa del Comando Gruppo di Monreale, a risarcire 171.000 euro all'Arma che il militare avrebbe sottratto dal 2015 al 2018. Il procedimento era stato anche a carico di Cristoforo Amato, capo del servizio amministrativo del Comando Legione Carabinieri Sicilia, che invece è stato assolto. È tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti a mezzogiorno. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.